Bene, siamo tornati in onda, cambio di tematica e abbiamo qui un nuovo ospite. Ti chiedo la cortesia di avvicinarti un po' di più, non ti molesto, non ti preoccupare, abbiamo la camicia quasi simile come colpo d'occhio, non ci siamo messi d'accordo. Giorgio Fullina, Associazione Poveglia. Si parla di un qualcosa che ultimamente è alla ribalta, insomma, della cronaca, è sotto i riflettori da tempo e mi spiace anche un po' dirlo, è finito anche sulla stampa estera. Io ho visto anche in rete, se ne parla e ho paura, insomma, come penso voi, dello sciacallaggio classico, utilizzo questo termine, da parte magari del George Clooney della situazione, cioè quello americano, certo, che dice, ah caspita, c'è un'isola in Italia, a Venezia, che stanno mettendo all'asta e per giunta la base d'asta è partita da 0 euro, ma sai che faccio? Quei 100-200 euro magari ce li metto e ti porti a casa un'isola pazzesca. Allora, andiamo pian pianino con ordine e cerchiamo di chiarire ai nostri telespettatori chi siete voi dell'Associazione Poveglia, che cosa sta accadendo, e per onestà voglio ringraziare il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni che ho sentito. Io ci tenevo, ho detto sindaco, io voglio che lei questa sera faccia un po' capire com'è, come non è la situazione, almeno per quanto riguarda l'amministrazione. E mi ha detto no, non intervengo, non perché non mi interessi, non perché io non sia vicino all'associazione, ma perché potrebbe essere turbativa d'asta, potrebbe essere presa quindi diciamo dalla concorrenza in una maniera negativa, e quindi ringrazio comunque per l'onestà e anche quindi per essersi schierato tra virgolette in maniera positiva fuori dalla questione, in modo da non sciupare ciò che è l'asta. Prego, raccontaci un pochino di questa splendida isola. Io adesso lancio anche la contribuzione perché ho trovato insomma un video che mostra questo splendido posto che è lì, se non sbaglio, da 50 anni poi abbandonato. Un bel po' di tempo, sì. Questo è nostro? No, non l'abbiamo fatto noi. No, non è vostro, l'ho trovato in rete, ringraziamo quindi chi ha realizzato questo video e ci dà la possibilità di mostrare un pochino le immagini di questo splendido patrimonio di Venezia e quindi comunque di tutti noi. Allora, prego, sì, Giorgio. L'associazione, guarda, è nata proprio così, al bar tra qualche amico che ha saputo della notizia che l'isola era all'asta per 1 euro, una notizia che è stata divulgata dai giornali nazionali come insomma tutte le aste pubbliche. E l'impressione è stata quella che hai detto tu poco fa, ma come, insomma, un'isola a 1 euro, a 0 euro anzi, quasi quasi ci proviamo anche noi. Certo, perché no? Per forza. E quindi così è partita. È partita anche perché l'isola di Poveglia, adesso la stiamo vedendo, è un'isola molto bella a cui i veneziani sono intimamente legati, è un posto un po' magico, con questo campanile un po' solitario nella parte sud della laguna di Venezia, e quindi è un posto che tocca un po' il cuore della città. Anche perché è abbandonata da molti anni, l'hai detto giustamente, ha passato varie vicissitudini nella sua storia, è stata caserma, è stata ospedale, è stato tante cose, ma da parecchio tempo è lasciata a se stessa, no? E quindi piano piano... Perché noi italiani siamo bravi in questo, sì, cioè, abbiamo dei tesori pazzeschi, io ricordo sempre Pompei e tanto altro a Roma invece, e poi arrivano dall'estero chi ha la possibilità o enti culturali seri e dicono sentite, privatizzate, vi diamo noi una mano, datecela noi in concessione e rimettiamo tutto a nuovo. No, è meglio forse che cada in rovina, è più bello. Certo, piano piano l'isola è andata così, insomma, disfacendosi, alterandosi, c'erano degli orti, dei parchi all'interno che si sono inselvatichiti, si vede bene in queste immagini, tutta piena di rovi, e i veneziani l'hanno vista, insomma, col passare degli anni l'hanno vista decadere. E purtroppo so che poi non è l'unica, so che ci sono altri isolotti, ce ne sono atolli molte. E infatti qui passiamo al secondo tema, mi hai tirato un gancio fantastico, e ce ne sono molte che sono in questo stato. Cosa è successo? Alcune sono state vendute, no? Sì. Giustamente uno dice, va bene, l'isola è al degrado, è abbandonata, gli edifici si rovinano, crollano, la diamo ai privati. Questo è stato il discorso, ricordiamo, torniamo un pochino indietro, che ha fatto il nostro Stato per recuperare dei fondi, quindi un po' di liquidità. Ricordate che tempo fa hanno messo in vendita le varie proprietà, quindi il demanio ha eseguito ciò che erano le direttive e si è attivato anche nel nostro territorio. È già alcuni anni che questa cosa succede a Venezia, alcune belle isole, quelle più vicine alla città, questa è un po' più lontana, sono state date in concessione e effettivamente quello che è successo in questi posti non è granché.
sono nati delle grosse strutture alberghiere che nella maggior parte dei casi sono fallite o comunque hanno avuto dei risultati economici poco brillanti, poco interessanti, e in più non sono riusciti a rispettare quei vincoli che comunque il comune e il demanio avevano dato, e cioè quella che parte delle isole, parte dell'area verde delle isole fosse comunque accessibile da parte della cittadinanza. Questo è uno dei grandi timori anche per questa isola, nel caso vada in mano ai privati. Con amaro stupore, mentre tu stavi parlando, mi accorgo, perché noi dovevamo fare insomma un collegamento Skype proprio con il direttivo dell'associazione, ricordo sempre Poveglia, ma leggo che non c'è la webcam, è pazzesco. Come si fa a fare una videochiamata senza quindi la webcam? Ilenia... Ah, ok. No, mi dicono che siamo noi. Ok, ce la facciamo. Proviamo allora. Dopo la mia stupidaggine vediamo di recuperare al volo, perché non tutti sanno che io mi occupo di fare sia la regia che... Ok, mi dicono che comunque il direttivo non è ancora presente completamente, quindi attendiamo qualche istante. Ritorniamo un attimo nei ranghi, abbiamo visto quindi qualche immagine, io ne ho preparate altre anche come vedute aeree. Guardate che splendore che è questo posto, cioè vi rendete conto? Il rischio è appunto che possa diventare privata. Sappiate che in tutta onestà io ho chiamato chi di dovere, quindi la sovrintendenza per quanto riguarda i beni culturali, e qualcuno mi ha dato una risposta che è meglio che io non ripeta in televisione per quanto riguarda l'impossibilità a darci qualche spiegazione. Io volevo semplicemente capire se alla fin fine una persona, un privato, possa entrare in possesso di questa isola, se ci siano dei vincoli, ci siano dei paletti, perché comunque avete visto che ci sono un campanile, ci sono delle strutture architettoniche che comunque sicuramente sono dei beni culturali, giusto? Certo. Se uno può arrivare a spianare e ci fa un parcheggio. Va bene, non ho avuto purtroppo risposta, era impegnato il dirigente, era molto impegnato. Guarda, ti riprendo da qua, che ci sta bene. Dicevamo che siamo nati in un bar, no? Che l'associazione è nata così, dal niente. La prima cosa che abbiamo fatto è, ma insomma, proviamo a capire, no? Di cosa si tratta. Proviamo a vedere, spargiamo un po' la voce, diciamo che siamo interessati e proviamo a capire cosa abbiamo davanti. La volta dopo che ci siamo trovati eravamo già 20 e di questi 20 c'erano un sacco di competenze. Questo diciamo, accorparsi delle persone intorno a questa iniziativa, intorno a questa spinta non si è poi più fermato e sono continuati ad arrivare persone che portavano... Allora, io so che siete partiti con un biglietto da visita. Beh, innanzitutto si poteva partecipare con una cifra minima di 99 euro a testa, e che neanche a farlo apposta sono gli anni di concessione, 99,99. E so che comunque c'è un misterioso o più di uno interessati quindi a quest'isola. E voi siete partiti con un biglietto da visita di 160.000 euro, correggimi? Esatto. E qualcun altro invece ha già sparato alto, sui 500 e passa mila euro. Come vivete questa cosa? Perché qui si parla di cittadini, quindi di veneziani che hanno detto io ci metto 99 euro, pian pianino quindi mi tessero, divento parte di questo progetto e cerco di combattere quello col cash. Come sta andando? Sta andando benissimo, nel senso che abbiamo una risposta veramente eccezionale. Tantissime persone, associazioni, cioè veramente tutta la società abbiamo l'impressione che si stia muovendo con noi e ci stia venendo incontro in qualche modo e che abbia colto lo spirito di questo progetto, che è né più né meno che impedire che l'ennesimo bel pezzo di città e bel pezzo di patrimonio, direi di tutti, venga dato in mano ai privati. Quindi siamo molto fiduciosi. Allora, io ho contattato via Skype il vostro direttivo, c'è un piccolo problema, non avete forse in teoria attivato la webcam, quindi vedo soltanto l'avatar. Attivatevi, mi raccomando, con la webcam, se no è inutile. Ecco che sta partendo, ma grandissimi! Quando funziona la tecnologia io sono tra i più felici al mondo. Allora, centratevi un pelino così, non so se riuscite a vedervi meglio. C'è Ilenia, giusto? E abbiamo anche... Lo chiedi a me? Sì, sì. No, falli presentare da soli. Ah, ok, presentatevi, mi dicono. So che c'è il direttivo che è anche lì che se la beve un po' alla faccia nostra. Allora, ciao ragazzi, gente comune, quindi cittadini di Venezia. Raccontatemi velocemente, so che siete in piena riunione per sferrare quindi il contrattacco per la prossima asta, giusto? Sì, ci stiamo attrezzando. Allora, qua siamo un po', siamo 4-5
Ci si trova tutti questa sera attorno alle 21 per capire come muoverci, per capire gli stratagemmi da adottare, perché la salita è molto ardua. Sì, Se vogliamo allora presentati un competere. secondo, perdonami che non riesco a riconoscerti. Io sono Andrea, tessera numero 1. Ok, la tessera numero 1. Allora, Andrea, senti, io non farò l'errore che fanno a volte i colleghi giornalisti di chiederti quali sono le tecniche che adotterete oppure di sventolare già il tutto, perché sennò poi si brucia, si vanifica. Ovviamente. Sai, ci sono dei colleghi che dicono il giorno tale i carabinieri andranno a fare la retata Vabbè, lì. certo. E per me sono scemi, non lo so, perdonate se lo dico. Però voglio capire come sta reagendo, e lo stava già sottolineando Giorgio qui accanto a me, la cittadinanza, quindi i veneziani. Guarda, devo dire, ho sentore che ci sia uno tsunami continuo, perché dall'altro ieri ad oggi ci sono state raddoppiate le iscrizioni che solitamente facevamo. Quindi invece di avere perso forza, questa notiziona secondo me ha fatto ancora più risaldare la voglia di partecipare e di riuscire a creare questa cosa straordinaria che è. Ti chiedo schiettamente, Andrea, perché alla milanese, perché farsi sto sbattimento? Perché non lasciare che qualcuno ci faccia su, non lo so, un bel Luna Park piuttosto che un bel albergo? Alla fin fine potrebbe portare, visto che Venezia ormai sta diventando un po' la Disney del nord-est, altri turisti, con quindi la compravendita di statuette, magliettine e cappellini. Proprio per questo non ne possiamo più, ci manca l'ossigeno, abbiamo voglia di partecipare, abbiamo voglia di riprenderci la nostra città, quella vera, non quella finta con cappellini e marionette, no, vogliamo la Venezia vera. E quindi abbiamo incominciato da Poveglia per una strada lunga, per una strada di coscienza collettiva. È veramente una scommessa che, secondo noi, potrà avere delle conseguenze importanti. Questo è quello che ci auguriamo. Poveglia è solo l'inizio, tremate. Andrea, io ti chiedo, o chi è lì con te, quali sono però i vostri progetti? Cioè, io vi auguro di vincere, insomma, l'asta, poi che fate? Rimane lì così? Perché lì c'è tanto comunque da fare, da lavorarci su. Ilenia, rispondi tu? No, c'è tantissimo. Io sono Laura. Ah, Laura, scusami. Sì, dunque, c'è tantissimo da fare, ma noi abbiamo tantissime persone molto esperte che stanno già lavorando al progetto. C'è un gruppo tecnico di ben 50 persone, architetti, urbanisti, avvocati, c'è di tutto, competenze d'eccellenza, e stanno già lavorando. E sicuramente la prima cosa da fare è mettere in sicurezza l'isola, cioè rendere fruibile sia la parte verde che la parte edificata, mettendola prima di tutto in sicurezza. Dopodiché c'è un bel progetto per l'area verde e anche per la parte edificata, e soprattutto c'è l'idea di studiare un metodo per poter affrontare qualsiasi tipo di proposta che ci arrivi, no? Un metodo di studio degli altri progetti, una griglia dove poter inquadrare. Sarà ecosostenibile comunque e no profit. Ora ti faccio una domanda sciocca, provocatoria. Ragazzi, perché vi siete svegliati ora? Perché è stata lì per 50 anni, se non di più, perché i veneziani soltanto adesso fanno la botta di reni? L'hanno messa ora in vendita, le altre non sapevamo neanche le mettessero in vendita, cioè tutte le altre isole che sono diventate degli alberghi, tra l'altro fallimentari, non è che le abbiano messe in vendita tutti, ci sono state le solite lobby che le hanno comprate umma, come si dice, senza che nessuno sapesse niente. Questa per la prima volta il demanio ha deciso di svenderla, perché si tratta di questo, fra l'altro senza neppure una base d'asta decente, cioè base d'asta zero, e questo è stato un momento veramente d'orgoglio di prima noi pochi, adesso noi tanti. Non so perché,
Fatto sta che probabilmente è perché veramente non ne possiamo più. Era la goccia. È la goccia, forse è la goccia, sì. Ok, io sempre, visto che siamo in piena diretta, non dico più di tanto, ma sappiate che c'era un cavillo legale a vostra disposizione, una proposta che può e potrebbe o poteva passare tramite l'amministrazione. Ve ne parlerà chi di dovere, non vi svelo niente perché poi le altre controparti dicono A e magari muovono le carte insomma a loro favore. Caspita, guardate che bella la veduta che c'è alle spalle, adesso c'è una buon gustaia davanti ma si vede proprio, credo proprio il mare, giusto? È il canale della Giudecca. Sì, È il canale della Giudecca. Giudecca. Fantastico, Sì, sì. fa venire voglia di correre subito lì finita la trasmissione. Allora ragazzi, io vi saluto e vi auguro un in bocca al lupo, va bene? Evviva, ciao, grazie. Crepi il ciao. lupo si dice, non evviva. Ciao Andrea, ciao ragazzi. Allora li salutiamo, ce l'abbiamo fatta, Sì. questa per me è... Hai visto? È proprio una storia così, cioè di gente belle vera, persone, semplice, di certo. gente allegre, che allegra, che ci ha messo proprio, cioè, una gran forza di volontà, una gran spinta su questo e si percepisce subito. È una delle cose che le persone ci dicono quando escono dagli incontri pubblici che abbiamo fatto, tanti in città, a Venezia, al Lido, a Mestre, anche in altre situazioni, che si percepisce che è un bel gruppo di persone che ci sta mettendo tutte loro stesse, no? Per cercare di salvare questo bel posto. Come si può fare quindi per salvare questo bellissimo posto? Io vi mostro altre immagini, Sì. quindi puoi raccontare semplicemente come Certo. aderire. Noi fondamentalmente abbiamo deciso di stare al gioco dell'asta e quindi di tentare di comprarla. E per comprarla ci vogliono i soldi, è chiaro. Guardate quanto è bello, un guardate posto quanto è bello meraviglioso. questo posto, ce ne sono altri mi avete detto, so e me l'avevi confermato telefonicamente tu stamattina, si sta staccando il No, no. microfono, Ok. che qualcuno aveva progettato, il signore dei Luna Park aveva progettato da un'altra parte, insomma, su un C'è altro... un'altra isola, che non è questa, c'è un'altra isola molto vicina alla città dove questo è uno dei progetti in corso. Beh, ma se in piena Londra fanno la ruota panoramica, che facciamo? Noi a Venezia non facciamo ci niente? Facciamo mancare, no, certo, anche noi, infatti, No? subito, pronti, sì, certo. Vabbè, a me sembra una cosa bella, perché poi vedi tutta la laguna, è bellissimo, la vedi soltanto o se hai l'amico col barchino o se parti da Venezia con l'aereo o atterri. Io Certo. ho avuto questa fortuna È vero. solo con l'aereo, ho detto, caspita, ma guarda che roba che c'è qua sotto e non te ne rendi conto. Certo, il problema è che la città è unica anche per il suo complesso, no? Per il suo equilibrio e quindi c'è sempre la tentazione di fare qualcosa di questo tipo qua che però potrebbe alterare quella che è la sua magia, no? La magia di Venezia è che è una città che ti impone dei ritmi, degli spazi, dei tempi e quindi tutti i progetti che vanno verso la forzatura di questa imposizione rischiano poi di alterare quella che è la città, la sua anima, no? In qualche modo. Torniamo a noi, per aderire alla cosa abbiamo iniziato con le tessere cartacee. Sì, prima avevamo la 01. Esatto, la 01, esatto. Sono delle semplici tesserine, c'è una quota di associazione che è di 19 euro, che serve per sostenere i costi che ha. Ma perché l'associazione. allora io sapevo dei 99 euro? Perché 19 euro più 80, Ah, ok. più almeno 80. E si arriva a quei 99 così simbolici, 99 anni. Dopo è chiaro che se uno vuole darci 1000, va bene. Certo, 1000, non se è uno che vuole li dare schifate, 2000, va anzi. bene, esatto. La cosa che ci tengo a dire è che tutti questi soldi, tutti quelli oltre i 19, nel caso in cui l'asta vada male, noi li restituiamo alle persone che ce li hanno dati, perché siamo puntati su quest'isola qui. Se la cosa va male, i soldi tornano indietro. Ah, caspita. Sì. Questa è onestà Questo pura, perché di è solito non funziona molto così. più complessa la E faccenda, i però soldi che va vi bene. abbiamo dati, quali? Certo. E invece no, tornano anche indietro. Tornano tutti a casa. Boh. Dopodiché, visto che avevamo tantissime richieste da persone anche che non sono in città, ma sono in giro per l'Italia e per il mondo, perché come hai detto giustamente la notizia è rimbalzata Sì. sui media internazionali, ed è rimbalzata prima la notizia della vendita e dopo, per fortuna, la notizia che i veneziani stanno cercando di impedirla o di riappropriarsi di questo luogo. Domani dovrebbe uscire un articolo sul New York Times che parla d'Italia e al primo posto di questo elenco di argomenti d'Italia c'è proprio questa faccenda. Quindi tanta roba, no? Sì, tanta roba se rimane ai veneziani, agli italiani in generale. Proviamo. Poi uno può anche dire, sì, ma chi l'acquista, se è un italiano va bene lo stesso. Non ho capito, scusa. Cioè, se arriva, che ne so, il classico imprenditore certo. veneto italiano, che quindi comunque rimane
sempre italiana la cosa. Certo. Però non rimarrebbe più pubblica, che è questo. Ma so che ci sono dei cavilli, so che ci sono comunque delle regole, ma erano impegnati. Chi mi doveva dire queste regole era impegnato. No, li so anche, dopo se vuoi te li dico. Prego allora. Finisco questo, Ok. e visto che arrivavano molte richieste dall'estero, abbiamo aperto un conto. E poi un secondo conto, che è PayPal, per quelli che stanno oltreoceano, che avrebbero avuto delle Sì, quindi quelle commissioni classiche tesserine dove molto uno può alte. fare l'accredito. E quindi piano piano ci siamo aperti anche verso l'esterno e effettivamente, pur rimanendo noi molto e affettuosamente legati alla città e al suo tessuto, stiamo ricevendo un sostegno incredibile. È passato il video su una TV francese e il giorno dopo sono arrivate centinaia di iscrizioni da parte dei francesi. Nel senso che è una... Che mi fa specie però, ha detto ridendo, mi fa specie che i francesi ci aiutino. Sì, perché sai che non abbiamo questo ottimo rapporto di solito. Ma secondo però me... vedi, per la cultura, per determinate Sì, cose sì, si va sì. oltre le sciocchezze. Secondo me qui è stato toccato un tasto che fa vibrare un po' tutti, insomma. Solo a vederla, no, ti si stringe un po' il cuore, e a pensare che diventi un albergo veramente non ci sta nessuno, insomma. L'ennesimo albergo, più che altro. Dicevamo dei vincoli. Il demanio impone che il 30% dell'area verde dell'isola rimanga ad uso pubblico. È una bella speranza, ma è una speranza che è stata già tradita in altre isole. Sì, ti ripeto però, non voglio fare il professorino, che non è il demanio che comanda, Sì, certo. sono i famosi Certo. beni. Prego, Artistici, certo, esatto. certo. Le regole, diciamo, insomma. E poi ovviamente è un'isola e i manufatti che sono all'interno hanno una storia, come praticamente tutto quello che c'è a Venezia, per cui non possono essere alterati più di tanto, Sì. anzi devono essere ristrutturati e restaurati in maniera conservativa. Quindi no, uno non ci può fare un grattacielo o un Luna Park in quell'isola lì. Quell'isola lì deve rimanere più o meno com'è. Però attenzione, qualcuno mi ha anche detto che non c'è l'obbligo di comunicare i propri interessi e i propri Certo. piani, del tipo io per il futuro ci faccio quello che voglio, non sono obbligato a comunicarlo a nessuno. Certo. Ok, dovrò rispettare ciò che sono i vari vincoli, però non sono obbligato a dire a voi cosa fare e cosa non farò. È un'asta, vince chi paga di Esatto. più. Allora, ahimè, Giorgio è volata, io vi ringrazio comunque di essere Grazie corsi a voi. qui da noi in studio a Padova, e in bocca al lupo, mi viene da dire. Mancava qualcosa? Crepi Vuoi il lupo. velocissimo ricordare ancora una volta Sì. come aiutarvi? Sì, Facebook Poveglia per Tutti, oppure il sito internet che è povegliapertutti.org, lì c'è tutto, ci siamo noi. E lì chi c'è invece? Come si chiama? Che la La salutiamo? mia compagna Agnese. Ciao ad Agnese, ciao a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia, grazie a Denis per la regia, e vi aspettiamo come sempre domani alle 19:15 con altri argomenti, e ve ne anticipo già uno, lo faccio? Sì. Si parlerà in una delle nostre parti di divorzio collaborativo, una nuova forma più perfetto. pacifica di separarsi e di divorziare, perché purtroppo non siamo capaci neanche di fare questo in Italia. Quindi domani, sigla. Ecco chi arriva.